Terza gara di campionato per l'Olimpica Akragas in programma domani contro il Balestrate. Si giocherà a Castellammare del Golfo con inizio alle 15. La squadra avversaria degli agrigentini domenica scorsa ha vinto sul Casteltermini per 2-1 con reti di Vito Lunetto, che con l'Olimpica Akragas non ci sarà, essendo stato squalificato dal giudice sportivo. In città intanto si spera in un'altra affermazione dei ragazzi di Falsone dopo la bella vittoria conquistata con l'oratorio San Giro e Giorgio, e a quanto pare c'è già una risposta soddisfacente all'invito della società di abbonarsi per continuare a sostenere la squadra, che ha tesserato nelle ultime ore il difensore Mario Guarnotta, un giocatore che ha dimostrato qualità per tanti anni con il Canicattì. Il potenziamento della squadra allenata da Giovanni Falsone è comunque nei piani della società. È probabile anche il tesseramento del giocatore Alberto Migliaccio, un ragazzo della Campania che si può impiegare in diversi ruoli. È una possibilità questa che la società sicuramente prenderà in considerazione.